La cosa bella è il progetto di quasi 5 milioni di euro che è la Spina Verde. La Spina Verde consente agli abitanti di Librino e non solo di portare i propri bambini a scuola senza attraversare le strade, da Viale Castagnola e Viale Moncada. Abbiamo cambiato qualche senso viario, ad esempio sulla San Giorgio dove ci sono stati tanti incidenti mortali, quindi l'abbiamo trasformato e l'abbiamo messo in sicurezza con il senso di circolazione solo a salire, non a scendere. Abbiamo, come dire, e stiamo cercando di fare tantissimo, ora vogliamo recuperare tutti gli immobili abbandonati. C'è il polo sportivo Villaggio Sant'Agata che lo stiamo consegnando ad un'associazione del territorio per fare attività per quanto riguarda i ragazzi e i meno ragazzi. E abbiamo anche la scuola che è stata di abbandono in via delle Addalie, che delle associazioni del territorio ne stanno facendo, ne stanno facendo richieste per averla in uso e fare attività. L'altra cosa è il campo San Teodoro che è stato assegnato con un contratto di 10 anni al Redback di Librino, quindi si fa tantissime attività e quindi è stato anche un tesoro per la municipalità, ma per Librino tutto. Quindi ci sono lavori e già sono stati completati, come tu sarà Librino veramente il fiore d'occhiello, perché con le piccole strutture, ma dobbiamo pensare anche, stiamo pensando come municipalità, alla viabilità per il nascente ospedale San Marco. Tutto questo nasce da un lavoro, di una conoscenza del territorio e di un grazie all'amministrazione che ci sta vicino e ci sta aiutando a risolvere tantissimi problemi.